Abbiamo realizzato 2 aree di ricarica della falda con una tecnica innovativa che viene denominata aree forestali di infiltrazione. Si tratta della realizzazione su campi agricoli di alcuni canali in cui viene immessa l'acqua in tutto il periodo da settembre a maggio di ogni anno, quindi in periodi di abbondanza d'acqua, quando l'acqua diversamente se ne andrebbe inutilmente verso il mare. E grazie a queste aree l'acqua viene infiltrata andando a ricaricare della falda. Oltre a questo, a fianco dei canali sono state piantumate delle siepi in modo da poter produrre anche legname, che viene utilizzato in una logica di riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, quindi con una valenza anche ambientale. Nel dopoguerra è iniziato un processo continuo di abbassamento delle falde nel nostro territorio e nel bacino del Brenta la cosa è particolarmente pronunciata. Pensate che in certe zone la falda si è abbassata di 7-8 metri e questo ha messo in crisi il sistema delle risorgive che un tempo emergevano spontaneamente dal sottosuolo, andando a creare una fonte idrica preziosa per l'ambiente e soprattutto per l'uso irriguo. E quindi il venir meno di questa fonte idrica ha richiesto interventi come questi, che per adesso sono solo degli impianti pilota che si spera di poter estendere in modo da avere anche dei numeri idonei per fronteggiare questo negativo fenomeno che, come abbiamo visto anche nel seminario di oggi, potrebbe peggiorare ulteriormente a fronte del cambiamento climatico. Per dirla in parole semplici, si fa scorrere l'acqua in questi canali in terreni molto permeabili, ghiaiosi, per cui l'acqua si infiltra nel sottosuolo lentamente andando a ricaricare le falde.